Prenderà il via il 16 luglio la seconda edizione del Festival letterario dell'Ediano Lollove, dedicato a Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, che proprio nell'antico borgo che sorge nei pressi di Nuoro ha ambientato una delle sue opere più celebri, La Madre, un appuntamento che cade nell'anno del 150° anniversario della nascita della scrittrice nuorese. Il ricco programma della manifestazione è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nel giardino della Casa Museo di Grazia Deledda, da Neria De Giovanni, direttrice artistica del festival, da Simone Ciferni, presidente dell'associazione Uniamoci di Lollove, che insieme all'associazione Salpare ha ideato e promosso il festival. Una manifestazione che ha ricevuto qualche giorno fa la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il festival ha il patrocinio del Ministero della Cultura, dell'Istra, della Fondazione di Sardegna e del Borgo di Lollove. Quest'anno siamo alla seconda edizione, abbiamo iniziato l'anno scorso ricordando la madre al centenario, la madre di Grazia Deledda ambientata a Ar, ovvero Lollove. Quindi quest'anno siamo alla seconda edizione, abbiamo 3 giornate dal 16 al 18 di luglio e mi piace veramente, sono tanto contenta di dire ai nostri amici una bellissima sorpresa, perché quest'anno il festival ha avuto la medaglia come riconoscimento di cultura e di impegno nella cultura letteraria e sociale, ha avuto la medaglia del Capo dello Stato, quindi abbiamo la medaglia del Presidente della Repubblica che ci accompagnerà come simbolo e segno di interesse nazionale per il nostro festival. Tanti gli eventi culturali, economici ed enogastronomici che caratterizzeranno le 3 giornate del festival, curate da Graziano Siotto, direttore organizzativo della manifestazione, dagli scrittori che presenteranno le proprie opere, alla musica, al teatro, il tutto all'insegna del rispetto delle misure anti-Covid che è necessario ancora seguire in questa fase in cui la pandemia sta rallentando.